Buongiorno a tutti e benvenuti nella nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di due termini che in italiano significano una cosa, in napoletano assolutamente un'altra. Costume e combinazione. Partiamo dal costume. Con il termine costume in napoletano non si indica il costume da bagno, il costume di scena, ma il vestito buono domenicale maschile. Quello fatto su misura, per intenderci. L'origine del termine è assolutamente incerta, probabilmente deriva dal fatto che è il costume, nel senso di costume vestirsi bene nelle occasioni che contano, così come la messa domenicale ai tempi. Il secondo termine è combinazione. In napoletano combinazione non vuol dire il caso o il meccanismo per aprire una cassaforte, bensì una cassa sottoveste che veniva utilizzata dalle donne per coprire il busto quando poi veniva messa la gonna. E si parla di un termine molto antico, tant'è vero che l'origine del termine è dal francese, combinaison o combination credo, che combinaison sembra molto più inglese come origine. E anche questo termine non ha più praticamente utilizzo, perché non ha più utilizzo l'oggetto in questione. Io non ho mai visto da tantissimo, ma non vedo più da tantissimi anni una combinazione addosso a una ragazza. La vediamo forse addosso a mia nonna, ma si parla di molti anni fa. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao brim!